amici bellini, che voi ci crediate o no, Politano ha detto una cosa più interessante, non ci scaldiamo la voce perché sennò qua non facciamo niente, di Conte rispetto a Conte, perché ci dice una cosa praticamente tattica. Vediamo il piano gara insieme, che questa è complicata, cominciamo. Perché ogni volta che poi affrontiamo una squadra che gioca sicuramente a 4, dobbiamo scompaginarci un pochino e capire come si fanno gli accoppiamenti. Io do il benvenuto a Wassalam Alek, potrebbe essere però Pedro Lopez, insomma tutti una serie di tifosi che vengono probabilmente chissà dall'Arabia, non lo so. Grazie, vi siete visti pure il video di ieri, che era un video un po' uno special one, diciamo, anche fuori dal tempo e dal contesto. Molto bene, e andiamo a capire perché col cavetto, io l'ho ascoltata la conferenza, però non mi andava di scriverla perché mi veniva veramente, ma veramente avete chiesto qui, ma veramente la domanda, e quindi noi entriamo e spostandoci sfrutto Napoli Hub. Semplicemente che loro la trascrivono così. Dopodiché vi anticipo che andiamo sul campo perché è ancora più interessante. Però vi dico la chiave senza perdere tempo, perché poi una serie di banalità, poi lo si sa, Politano fa sempre 0-0. Però in questo caso devo fare un applauso a Politano, perché nella sua non ingenuità, ma è stato molto candido nelle cose che dice, a parte che tipo di partiti, duelli, va bene, ma qua sul nuovo assetto tattico gli è stato chiesto in maniera anche particolare, dice: ma mo tu sei meno titolare del solito, però ti dà più possibilità di stare più vicino alle porta. Puoi giocare un po' più vicino alla porta, non so cosa preferisci. No. Tant'è vero che Politano, quando risponde a questa cosa, lui dice: per quanto riguarda il ruolo, qua io sono un esterno e mi sto trovando benissimo dove mi sta facendo giocare adesso il mister, sono felice. Aggiunge anche: non devo sono stato titolare per tutta questa, ci mancherebbe altro. Però io l'ho sentito, lui dice proprio: mi trovo bene come quarto di centrocampo, quindi praticamente ci ha confermato. Quindi adesso il mister mi sta facendo giocare quarto a destra, dove io mi trovo benissimo. Quello che sarà la partita, e come, perché potevamo avere dei dubbi, Politano magari può andare a far rifiatare Neres così, e invece no. Oltretutto, avendo un'altra conferma che ho letto, che pure Beukem ha avuto una botta, e quindi non c'è dubbio che dobbiamo confermare anche Di Lorenzo in difesa nei 3, e quindi sarà interessante adesso vedere il piano gara. Dice pure: siamo un gruppo non proprio giovane. No, siamo un gruppo vecchio, caro Matteo, lo puoi dire. Conte semplicemente sottolineerà che chiaro, nelle sconfitte, perché poi gli ricordano la sconfitta di Bologna, mi sono andato a rivedere, se ve la siete persa, quella reaction lì di Bologna-Napoli 2-0 è qualche cosa di veramente clamoroso, perché se ricordate bene la cosa che più ci fece male è che c'era un portiere di 17 anni e non tirammo in porta, non facemmo nemmeno un cross che poteva metterlo in difficoltà, proprio zero. Fu una partita insopportabile, ed ecco perché anche telefonato, anche morbido, e un portiere di 17 anni, ma un portiere di 17 anni, no, all'esordio assoluto, ma volete buttare una palla in mezzo, come cazzo viene via? Dai, Di Lorenzo! Vedi, col Milan andò come andò e ci siamo presi una rivincita. Adesso abbiamo la possibilità di prenderci una rivincita anche col Bologna, e c'è in palio il trofeo, perché Conte lo ripete e secondo me fa bene a dirlo, perché al di là crescere è l'unica cosa che conta. Ma quando per una volta c'è una finale e si può parlare di finale, nonostante insomma i cartellini poi te li porti anche in campionato, ma è una finale a tutti gli effetti, e la coppa è anche bella grande, è proprio bella grossa, la Supercoppa. E Conte deve inculcarla questa mentalità, che alla fine si ricorda, chi è arrivato in finale non se li ricorda nessuno, si ricorderanno di chi l'ha vinta, di chi l'ha alzata la coppa. L'ipotesi dei rigori, veramente la buttiamo ai rigori come al solito, il rischio che il Bologna abbia più fame del Napoli, mamma mia. E poi complimenti a Vincenzo Italiano, vabbè, insomma veramente poca roba. Io uno sfizio, wow, potete già lasciare il like subito, io uno sfizio me l'ero tolto perché avevo sentito è la quinta finale per Vincenzo Italiano, e sono andato a recuperarle queste finali, ovviamente. Mediaset, sì. Anche se poi fa la one to one, scusa Guido. Vabbè, se si può. Allora facciamo, se no lascio spazio ai colleghi serenamente, se qualcun altro vuole. Questa è una pagina di Transfer Market dove ci sono le partite speciali, quindi tra le finali vengono inserite anche i playoff di Serie D, i playoff di Serie C.
Conte lo sottolinea che Italiano è uno di quello che ha fatto la gavetta, e quindi come me, dice Conte. E insomma, consideriamo finale vinta la Coppa Italia contro il Milan l'anno scorso, e poi ci sono queste 3 finali perse con la Fiorentina e un'altra Coppa Italia persa poi con l'Inter, e le 2 di Conference League. Ma Conte come sta messo? Ma sto Conte è una sinfonia, vediamo con Conte come sta messo. È sfizioso che ci sia anche un po' di Napoli in questa schermata. Finale vinte, Supercoppa italiana, quindi ce l'ha nel suo palmarès. Conte ne può avere 2. Juve-Lazio 4-0, poi vince la FA Cup con il Chelsea, e le finali perse sono 4. Quella di Coppa Italia contro il Napoli, un'altra FA Cup persa contro l'Arsenal, anche contro l'Arsenal perde il Community Shield, e l'Europa League, la finale di Europa League contro il Siviglia, dove tra l'altro ci fu un gol di Lukaku e un autogol di Lukaku. Ma andiamo con ordine a chiudere questo video con un pochino di ipotesi. Italiano non cambia di solito la sua formazione, il 4-2-3-1 ce lo possiamo aspettare. Quello che cambia sempre Italiano sono gli interpreti, cioè a volte mette anche giocatori a piede normale, li inverte. Orsolini di solito parte sempre da qua, però qua c'è andato anche Bernardeschi, quindi 2 mancini che stanno così. Poi si muovono molta la differenza la fa chi sarà il trequartista. Odegaard, oppure a volte ci va Ferguson, ci può andare Fabian, ma di sicuro possiamo aspettarci la difesa a 4. Rispetto a questa difesa a 4 il Napoli si deve muovere in un certo modo. Il primo dubbio è semplicemente di stato di forma, insomma, se Buongiorno la può fare questa qua. Juan Jesus ha giocato benissimo, quindi veramente cambia poco, però un Buongiorno che può andare anche a dare una mano su quello che sarà Orsolini o comunque l'esterno a destra, mica male, anche perché qualcuno dovrà andarsi a prendere questo qua che sarà il trequartista. E io qua addirittura ci ho messo Miguel, non ce l'ho messo a casaccio. Se Gutierrez sta bene, il fatto che Conte l'abbia messo anche con il Bologna, e quella fu la notizia di quella partita, cioè Gutierrez titolare al posto di Oliveira, che tra l'altro sappiamo che è infortunato, quindi adesso il dubbio è tra Gutierrez e Spinazzola. Sapete che adoro Spinazzola, ma Spinazzola può essere anche un cambio migliorativo, può essere un cambio più offensivo se te lo giochi bene, e quindi chissà se magari puoi andare a rispolverare Gutierrez qua. E gli altri dubbi sono i soliti, adesso Elmas o Lang in questa zona, e il resto insomma non dovrebbe esserci dubbi. Politano ci ha confermato che farà all'esterno il quarto di centrocampo, e quindi io li metto un po' così, perché alla fine quando vi scrivo 4-2-3-1 come posizioni medie è semplicemente la risultante di come poi dove i giocatori hanno toccato il pallone, perché ricordiamo le posizioni medie dove loro toccano, cioè si accende l'area dove loro toccano il pallone. Quindi in fase difensiva, quando tu non sei in possesso di palla, è chiaro che Politano si fa tutta la fascia e se arriva qua ad aiutare come l'altro esterno Spinazzola, però in fase offensiva Di Lorenzo avanza, Rachmani e Buongiorno o Juan Jesus si possono mettere più così, e quando questo ti risulta un 4-2-3-1 è chiaro che si può immaginare così nello sviluppo il 2 qua, il Neres che va più vicino ad Højlund possibilmente, Politano qui, ed Elmas o Lang, perché poi cambia poco. Nel momento in cui è Elmas, sappiamo che Elmas ha un po' più caratteristiche di rincorsa dell'avversario. Anche Lang fa la fase difensiva, chiariamoci, anche Ildiz l'ha fatta ieri la fase difensiva, chiariamoci, però proprio a livello di muscolatura, di chili, con i centimetri non lo so, perché ognuno ha delle altezze diverse, però se ti vai a mettere qua, secondo me si può dare una mano anche a McTominay e Lobotka sui loro 2 mediani, anche perché uno se lo dovrà andare a prendere questo terzino che potrebbe essere Holm. Quindi questa è la chiave, capire chi andrà a rompere la linea, e potrebbe essere Buongiorno o Juan Jesus per andare a prendere il loro trequartista. Gli altri accoppiamenti dovrebbero essere logici, con Politano che darà sicuramente una mano a Di Lorenzo qui. Bernardeschi si è fatto male,
Ma ho guardato molte posizioni medie del Bologna che risultano poi avere la punta, che può essere Castro, potrebbe essere Immobile o Dallinga, spesso risultare più bassa anche degli esterni che poi vanno ad occupare quello spazio, perché se Rrahmani poi ti segue ci possono essere gli inserimenti. Quindi la partita sicuramente di duelli, una partita dove sappiamo che il Bologna ti riaggredisce forte, che il Napoli nella partita di campionato ha scelto di non lanciare sempre e quindi di rischiarla anche un'uscita dal basso con qualche passaggio di prima, i famosi triangoli che si devono creare. Ma quello che ci possiamo aspettare sicuramente è un atteggiamento da parte dei giocatori che sarà diverso da quello che abbiamo visto in campionato, che fu inaccettabile, che fu la famosa partita dove Conte poi sbroccò nel post gara e che portò a tutte quelle polemiche, se n'è andato, si è dimesso, eccetera eccetera. Invece no, si sono chiariti. Politano oggi lo conferma che si sono parlati dopo quella partita e le cose sono cambiate, quindi bene. Questo è quanto, amici bellini, veramente poco altro da dire, ce la dobbiamo solamente godere perché è una finale e quindi via, vinca il migliore. Io spererei di non arrivare ai rigori perché ci sta andando abbastanza bene negli ultimi rigori, insomma, e non vorrei sfrocoliare la sorte onestamente, e quindi vorrei vincerla nei 90 minuti prendendoci una bella rivincita e alzando un trofeo che non è poco, perché non è che abbiamo la bacheca che trasuda trofei che non sappiamo dove mettere, c'è spazio. Voi lasciate un like qua e se state pure sui mini social andate a vedere che su Instagram sono diventato super virale con un con un mini clip, il famoso mini clip di quando Bastoni tira e sbaglia il rigore, c'è un tifoso dell'Inter con la sciarpa dell'Inter che esulta all'errore di Bastoni e quindi ti fa capire che insomma sono proprio curioso di vedere come si divideranno i tifosi, perché qualcuno ha detto no, ma quelli tifosi del Milan, tifosi dell'Inter ce n'erano in Arabia, sono proprio tifosi così. Vediamo se mo improvvisamente usciranno veramente tifosi del Napoli, tifosi del Bologna così, oppure si divideranno le sciarpe, questa la usi tu, questa la uso io, a Magliero Bologna sotto a Magliero Napoli, tutta una serie di cose che con il calcio che conosciamo noi ha veramente poco a che fare, ma andiamo noi raccogliendo un pochino di soldini da qualche parte. C'è una banconota sporca di olio, pigliamola, puliamo, ce la mettiamo in tasca, poi andiamo a fare quell'altra in Australia. E non credo che sia questo il modo per rendere più appetibile il calcio italiano nel mondo, ma lo scopriremo in futuro. Da New York, Valerio Frido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Ma a New York ne volete fare? Forse è meglio, fateli a New York così almeno facciamo i contenuti.